Pronti? 1, 2, 3. Buono questa volta il segnale con veloce Zagora MTT che conquista la testa su Alba Chiara Dipa e all'esterno Bessi di Poggio che poi si accoda. In terza posizione Alba Chiara Dipa non tarda a spostare all'esterno per profilarsi su Zagora MTT, poi torna sotto e se ne vanno i primi 200 metri in 15,6 con partenza da fermo, quindi leader Zagora MTT su Alba Chiara Dipa, all'esterno avanza Zefir delle Badie che va a chiedere strada con convinzione a Zagora MTT. Dopo 400 metri Zagor e Zefir alle prese, 37 il quarto iniziale e Zagor intende però correre al comando e quindi si adegua all'esterno Zefir delle Badia. Alla corda c'è sempre Alba Chiara Dipa, più indietro Bessi di Poggio, gruppo ancora abbastanza sgranato per il buon ritmo impresso nella prima frazione di gara e ora il giro se ne va in un minuto con leader Zagor MTT, seconda posizione per Alba Chiara Dipa, all'esterno Zefir delle Badie, lungo la corda Bessi di Poggio, ha preso posizione anche Zico che è il più veloce del secondo nastro e ora muove in terza ruota. Quando siamo a poco più di un giro dalla conclusione Zico progredisce, a largo c'è anche Brigitte GSO, bacio di dama a Font e lascia in coda Bumpito of West. Intanto leader è sempre Zagor MTT che arriva ai 600 metri conclusivi con in schiena Alba Chiara Dipa, lo scatto intanto di Zico, mentre c'è l'errore di Brigitte GSO, squalificato. siamo ora a 450 dalla conclusione, Zagor a reggere l'affondo portato lì da Zico che insiste però al suo esterno lungo la corda Alba Chiara Dipa, poi Bessi di Poggio che ha spostato dalla corda, completamento della piegata, ingresso addirittura d'arrivo, Zico insiste all'esterno, attacca Zagor MTT che cerca di sfuggire lungo la corda, mentre all'interno si lancia Alba Chiara Dipa, finale con Zagor MTT che regge tutti i tentativi di Zico e vince sullo stesso Zico, si ferma invece Alba Chiara Dipa e al terzo finisce Bessi di Poggio. 1.15,3 sul doppio chilometro, 29 a chiudere dopo un 29,6 di penultimo quarto, 1.15,3 la media finale per Zagor MTT che in percorso di testa Francesco Pettinari porta alla vittoria con un bel primo piano. Sono le sue corse per Zagor MTT, sicuramente molto trascurato, a 16 a quota fissa. Zagor MTT in percorso di testa vince davvero molto molto bene. Il training è quello consueto di Lorenzo Baldi, per conto del signor Giancarlo Miotto.